Tra il liet larg dal tiliment e lis parets di cret despre Alps chiarnielis, è un contest naturalistic di grande bielecce. Lì che di passe 30 anni si porta in devant un progetto internazionale per conservazione dal grifon. La riserva naturale regionale dal Lat di Curnin, gestite da cooperative Pavès, si sviluppa su una superficie di 500 ettari tra i comuni di Forghiarie e Trasaghis, che presenta ambienti un'evore differenze. Tantis lis collaborazioni con istituti e enti dal forest. Dopo 2 anni di stop per via des restrizioni speadis a emergenze sanitarie, la riserva è tornata a Viergilis Puartis ai visitatori, con un calendario sior di iniziativi che soddisfarà fino al mese di dicembre i gusti e gli spietis di una platea grande e diversificate. 2022 disin che le lande de ripartenza, quindi chi stanno un calendario interessante di eventi che si può inviare sul nostro sito www.riservacornino.it o sulle pagine Facebook delle riserve. Come il 21 di maio uno dei primi eventi che è Ali e Zampe a Cornino dedicato a che sono le faune che frequentano le nostre riserve oltre ai grifoni, quindi fatte di sciacai, di tas e di tanti altri animali. Quindi una giornata di divulgazione su questi bestis che sono poco conosciuti ma che comunque fanno parte delle nostre realtà. La riserva è chiapa il nome dal Lat di Curnin, un piccolo spieli di aghe color turchese che ha origini su nevore antichis. È uno dei laghi più particolari che vengono in Friuli, ma forse in Europa. È un lago di origine glaciale, quindi chi 10.000 anni fa si è formato questo lago con le retrocedi dal glaciare che anche si è rincanalato sulle montagne e ha fatto colare questo front di rocce che ha inglobato questo piccolo lago. Il lago non ha né immissaris né emissaris, quindi è praticamente un'esposizione de falde di queste aghe che passa sotto le montagne. Le colorazioni particolari, come vedete, è una colorazione data da questi alghi unicellulari che danno questa colorazione color turchese. Le temperature costanti dal lago, che si aggira più o meno con 6 watt gradi, e consente di avere questa colorazione praticamente tutta l'anno. Il lago inizialmente era privo di faune ittiche, dopo anni qualche pezzo è stato liberato. Comunque questo lago è il baluardo dal gambero di fiume, che lo colonizza e è comunque presente in grandi numeri, e dopo è che piccole avifaune acquatiche che comunque si sposta qui perché in una zone riparate lì che può anche nidificare. La zona è importante per presenza di tanti qualità di rapaci e dà accetta a una colonia di grifons in grazie di un progetto di queste che ha tornato a introdurre attaccata agli anni 80, il prim di queste fate in Italia. Avevo intaccato perché il grifone all'era sparito, che sono io avevo voluto tornare a partarlo, come nidificante. Cioè, arrivava qualcuno durante l'estate, ma sempre manco, sempre più raro, perché in tutta Europa è stato un calo in quel periodo. Per cui l'idea di tornare a partarlo come nidificante si è basata sul fatto di liberare dai uccelli, come abbiamo ottenuto in gran parte di Spagna, anche di Austria, ma in gran parte di Spagna, arriva a fornire loro anche un punto di alimentazione, lì che è di mangiare sempre, perché hanno bisogno di una certa sicurezza, non dipende in dove di che, perché mangiano anche in montagna, che hanno tanti scarcassi, anzi, tutti i che col tempo si sono adattati a questo ambiente alpino, che hanno sempre più di mangiare, e quindi anche di proteggere, di seguire, e dopo vengono fatto tanto anche per eliminare i pericoli che sono sul territorio, per esempio i correnti fide delle medie e basse tensioni, di mettere in sicurezza, per esempio, non utilizzare certi prodotti e allevamenti che non forniscono le carcassi, insomma una collaborazione che ha riguardato tanti robi per diminuire i pericoli per queste specie. Che de riserve di Curnin è l'unica colonia nidificante di grifons sull'arco alpino e la più settentrionale di tutto il mondo. D'inverno è formata di uns 200 esemplari. Vi è palistat di 300-400 uccelli che arrivano anche di altri colonis. Massime de Cravoazie, ma anche di Spagna, Portogallo, Serbia e Israele.
muovono poi di 70 coppie che nidificano in 15 zone differenti che arrivano fino a 40 km di distanza dalle riserve, quindi gran parte dal territorio prealpino alpino della regione come sono colonie di grifone che è un fatto unico a livello alpino ed è veramente interessante. Il grifone ha un variul di grandi dimensioni. Ha una viertidura desalis di quasi 3 metri e un peso di 7-10 chilos. Al disfrutte gli scorins termichis ascensionals, svolant anche per centenars di chilometri ogni dì. E sono un'evole particolari anche perché le sono interessanti, no? Quindi sono adattate a sfruttare le necrofagie, quindi mangiano bestie mortis e chi sta richiesto un'altra specializzazione. Tanti hanno di poter svolare tante ore senza consumare energie, perché individuare un chiavrul, un epiore morte, insomma non è facile. E quindi hanno di poter svolare per il territorio, viste molto acuta perché hanno di bio a grandi distanze e dopo lavorano in gruppo e sono sociali, quindi arrivano proprio collaborando a individuare meglio questi scarcassi che sin di solito grandi arrivano a soddisfare le esigenze di più individui. No? E quindi loro arrivano dopo anche a immagazzinare tanti mangiare, perché non chiate sempre al di mangiare, allora quando arrivano a alimentarsi arrivano a accumulare in tal gozzo anche 2 kg di chiare e con quelle poi di là in avanti poi giornati. Per motivi di studi, gli uccelli vengono marcati con anelli metallici e di plastiche e qualchidun fornì di trasmittenze che permettono di seguenti movimenti anche a grandi distanze. Il CUR de Riserve Naturali Regionali dall'A di Curnin, che offrisce una serie di attività per scuole e per famiglie, ha il centri visitis, un museo tematico e un piccolo park con volieri lì che sono rapaci che sul momento non potrebbero sopravvivere in natura. Il gufo reale, che è il simbolo delle riserve, perché in chi parla del tilimento è una popolazione relativamente densa, probabilmente le migliori popolazioni che ha in tutto il Friuli. Tra l'altro il rapace notturno, il cius, così, più grandi di tutta Europa. No? Dopo viene la Locca degli Urali, che fa parte di un progetto di reintroduzione dell'Università di Vienna. La Riserve Naturale Regionale dall'A di Curnin è jepeade in maniera indissolubile al Tiliment, il re dai flums alpins. Grazie al suo jet così grande che chi arriva anche a oltre 1 chilometro di larghezza e con queste grave così blanche e contribuisce con l'irraggiamento del sorelli a questo microclima de riserve. Dopo il tilimento al passe e quindi le aghi scovedin come che dal lago e sono che proprio ti attraversano anche il soiet. E il tilimento è un flum importantissimo per le nostre riserve perché è un corridore naturale anche per faune, per i chiavrui, per i cervi e anche ultimamente anche per i lupus e per i sciacai.